Esiste un luogo del quale forse tu hai perduto la chiave. È la casa del mito e della leggenda. E non importa cosa tu voglia o riesca a credere, ma non temere, il mitonauta non smetterà mai di cercare quella chiave. Sotto questo cappuccio, fermo e solo rimango, e non puoi sapere se rido, se piango. C'è qualcuno che sceglie che qualcun altro muoia, ma consegna lo strazio alle mani del boia. Vassi in San Leo e discendesi in Noli. Così Dante Alighieri nel canto quarto del Purgatorio cita Noli come luogo inaccessibile e protetto. Sulla vita del sommo poeta Dante ci sono dei buchi abbastanza oscuri, soprattutto fra il 1308 e il 1316. Ora si pensa che lui sia venuto da queste parti, in questo luogo, che lui definisce il bel soggiorno. Fa una certa impressione sapere che stiamo muovendo i nostri passi laddove il grande Vate camminò. Ma non è che adesso mi stai portando in purgatorio o peggio? No, assolutamente. Invece ti porto in un bel posto, quasi vicino al paradiso, il Monte Orsino, più precisamente alla Torre dei Saraceni. In effetti ho visto, a proposito di Saraceni, che nella toponomastica qui dei luoghi sono nominatissimi, è una presenza costante proprio. Ma sì, certo, anche perché appunto i Saraceni erano il terrore del Mar Mediterraneo, certo. E queste zone, anche la zona di Genova, la zona anche del Ponente sia del Levante, sono state oggetto di numerose incursioni dei Saraceni, portando chiaramente distruzione e morte. E le torri erano sicuramente torri di avvistamento, oltre che le mura servivano a proteggere da questo. Considera che Noli era una repubblica marinaria indipendente, ma aveva la protezione genovese dalla Grande Repubblica. E i genovesi, soprattutto nel 1500, sotto il grande ammiraglio Andrea Doria, erano definiti i Mori Bianchi. Come i Mori Bianchi? Eh sì, perché erano altrettanto combattivi e agguerriti come i Mori. Mediterraneum. I saraceni, gente scura vestita a colori. Li chiamano turchi, li chiamano mori. Sai, mi viene da pensare che con questo incrocio di culture probabilmente si saranno generate tantissime leggende, storie strane. Sì, di leggende ce ne sono tantissime, una diversa dall'altra. In particolare ce n'è una, del quale ne esistono diverse versioni, che ci parla della Torre dei Fantasmi. La Torre dei Fantasmi? Sì, immagina un fantasma nero che parte dal mare, giunge arrampicandosi sulla torre, e in cima alla torre da una finestra un fantasma donna, bianco, lo attira a sé.
Sembrerebbe che questa leggenda faccia riferimento a Ines e Ahmed. Ahmed, un saraceno che era stato mandato in avanscoperta e qui in spiaggia incontra una ragazza, Ines, se ne innamora perdutamente e lei ricambia il suo amore. I due si incontravano furtivamente e quando arrivano le galee dalla Repubblica di Genova, quindi Ahmed è costretto a scappare, la ragazza si mise ad attenderlo in cima alla torre. Naturalmente lui non tornò mai e lei si lasciò morire d'amore. I loro fantasmi tentano ancora oggi di ricongiungersi in questo abbraccio spettrale. È sempre bello ascoltare storie nel momento in cui ci sono questi movimenti di popoli, di genti e di storie, no? Sì, ma pensa che non solo di genti, anche di cose. Vedi quell'isolotto laggiù? Pensa che un tempo si trovava davanti all'isola di Gerba in Tunisia. Noi siamo gabbiani, albatros, cormorani, bianchi aeroplani, vagabondi del vento. Adesso ci siamo posati su questo pezzo di terra in mezzo al mare. Questa è la nostra isola. Anche il vento lo sa. Ho provato a raggiungere l'isola. Avrei tanto voluto salire, sentire la sua terra, respirare la sua aria, però ho visto che è diventata il regno dei gabbiani. Il regno dei gabbiani, esatto. E non me la sono sentita perché sembravo un intruso e non li ho visti poi così convinti. Certo, beh, tu hai fatto una cosa nobile perché hai rispettato la natura, però devi sapere che quest'isola non è sempre stata qui dove la vedi, ma è arrivata ad un certo punto per via di una storia leggendaria. Ma come non era qui? No, non era qui. È arrivata dalla Tunisia, in quanto i due vescovi, Eugenio e Vendemiale, erano stati imprigionati in Tunisia perché loro professavano il cristianesimo, certo, ed erano perseguitati, quindi rassegnati al martirio, alla condanna a morte sicura. Un giorno successe una cosa, che gli venne data la notizia che la mattina seguente sarebbe avvenuta la loro condanna a morte, quindi la loro esecuzione. E a quel punto? A quel punto loro si concentrarono nell'ultima nottata di preghiere, ma ebbero una visione, ovvero un angelo si palesò a loro e gli indicò la via. Questi raggiungono uno scoglio alla fine. Uno scoglio. Lo scoglio diventa qualcos'altro. In realtà non era proprio uno scoglio, era una piccola isola che piano piano ha preso forma. Fluttuante però vagante, perché esatto, sei arrivata fin qui, però, ragione fa. Esatto, perché in quel momento i vandali tunisini nulla poterono, perché l'isolotto iniziò a prendere il largo in grande velocità, veramente forte, attraversò tutto il Mediterraneo. E di fatto arrivò addirittura. Arrivò proprio qui. Ma uno dei due poi invece andò via. Andò via, Vendemiale andò in Corsica, però Eugenio decise di rimanere a vivere qui. Era affezionato all'isola. Esatto, e decise proprio di vivere sull'isolotto e fece costruire anche una chiesa. Morì sull'isola. Morì sull'isola e nel momento in cui morì sull'isola iniziò una contesa perché Bergeggi, Vado Ligure, Noli e Spotorno volevano accaparrarsi le reliquie, esatto, le spoglie del... perché sarebbe poi diventato il santo patrono del paese. E allora decisero di affidare questa sorte alla natura. Quindi di adagiare le spoglie su un'imbarcazione e lasciare che le correnti decidessero per loro. Barò. Diciamo che ci furono i pescatori più furbetti, che furono quelli di Noli, che si presero l'onere e l'onore di adagiare loro personalmente queste spoglie e posizionarono l'imbarcazione in modo favorevole alla loro costa. Dunque le spoglie arrivarono a Noli.
Subito dopo, il giorno successivo, queste spoglie scomparvero. Guarda un po' dove erano finite. Ricomparvero proprio qui, sull'isolotto di Bergeggi. E questa è una cosa molto suggestiva e viene rievocata tutti gli anni, il secondo fine settimana di luglio, dal comune di Noli, che attraverso una processione marittima riporta le spoglie sull'isola. E allora, dopo tutto questo vai e vieni di spoglie, almeno una volta all'anno un passaggio glielo danno gli abitanti di Noli. Mediterraneum, Mediterraneum, onda e un'altra onda, gente che naviga, la nav che la dunda, i remi, le vele, le torri sul mare, qualcuno è partito, sta per arrivare. Mediterraneo.